La pioggia si mescola alle lacrime che rigano il volto di tanti ragazzi, compagni di classe, compagni di squadra con la divisa del Veggiano Calcio, gli amici di infanzia di Alessandro De Marchi, la bara ricoperta di fiori bianchi del diciottenne, morto 10 giorni fa in un incidente stradale andando a scuola e accompagnata dai genitori, papà Domenico e mamma Marta, dal fratello maggiore, Matteo. La chiesa di San Bartolomeo di Mestrino non riesce a contenere la grande folla, centinaia e centinaia di persone che si sono strette attorno alla famiglia del giovane studente del Marconi. In tanti sono rimasti all'esterno ma hanno voluto comunque partecipare all'ultimo saluto. Schierati sul sagrato scooter e moto degli amici di Alessandro, la moto, sua grande passione, che però l'ha strappato all'affetto della sua famiglia e alle tante esperienze che ancora nella sua giovane vita doveva fare. Una vita in cui ha seminato molto e questo seme ora porterà un frutto, ha ricordato però Don Sergio Turato, il parroco di Mestrino, che si è rivolto proprio ai ragazzi ricordando un pensiero di Papa Giovanni Paolo II: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro nel segno di Alessandro, volitivo e appassionato.